buona serata a tutti i nostri telespettatori. Ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Buonasera questa sera andiamo a parlare di due argomenti molto importanti, uno soprattutto che ci riguarda il Veneto e questa situazione di silenzio totale per quanto riguarda appunto questo evento che sembrava prossimo ad una soluzione, invece è ancora tra coloro che sono sospesi. E poi il secondo argomento, torniamo a parlare sempre del Veneto e delle banche, perché mi pare che il governo ha promesso ma si ritarda l'attuazione della promessa. Non è detto che sia finita, però discuteremo anche di questo. E nel frattempo affrontiamo quello che è il nostro avvenimento storico, che è appunto Chernobyl. Certo. Allora, innanzitutto, prima di iniziare a introdurvi all'argomento, appunto alla ricorrenza storica, presentiamo gli ospiti. Buonasera all'avvocato Alessio Morosin. Buonasera a lei, buonasera. Partito dei Veneti, grazie di essere qua. Buonasera all'avvocato Ivone Cacciavillani. Buonasera avvocato. Sì. Grazie di essere qua anche a lei. Buonasera Marcello Bano, esponente della Lega, vicepresidente della provincia di Padova. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie di essere tornato qua nei nostri studi. Buonasera a Graziano Azzalin. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera ai spettatori. Consigliere regionale del Partito Democratico a Palazzo Ferrofini, appunto a Venezia. Allora, con questo parterre abbiamo modo dunque di iniziare ad affrontare innanzitutto la nostra ricorrenza storica. Lo facciamo e ricordiamo di che cosa parliamo nella sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 26 aprile 1986. Il disastro nucleare di Chernobyl. Nella centrale Lenin, nell'Ucraina settentrionale, si verifica uno degli incidenti più catastrofici della storia. Allora, eccoci qua. Allora, il disastro di Chernobyl, 33 anni fa, esattamente, un'esplosione, un incendio, generava una nube radioattiva che poi avrebbe interessato gran parte dell'Europa e non solo dell'Europa. Ma ripercorriamo quello che è avvenuto quel giorno in questo servizio. Il 26 aprile del 1986 all'1:23 della notte si verificò un'esplosione nel reattore 4 della centrale nucleare Vladimir Lenin di Chernobyl, nell'Ucraina settentrionale. Avvenne nel corso di un test di sicurezza, ma la reazione sfuggì di controllo, vi fu la fusione del nocciolo del reattore e le esplosioni conseguenti distrussero la copertura, con dispersioni di grandi quantità di materiale radioattivo nell'aria. Le cause dell'incidente furono attribuite a una serie di errori umani del personale, ma anche dei dirigenti della centrale. Le conseguenze sulla popolazione locale furono devastanti. Gli abitanti della zona rimasero esposti alle radiazioni per 33 ore senza sapere cosa fosse accaduto. Soltanto nel pomeriggio del 27 aprile alla radio venne dato l'ordine di evacuazione della popolazione. 336.000 persone lasciarono le loro case, ma la nube radioattiva interessò altri paesi europei, la Finlandia, ma anche l'Italia, la Francia, la Germania, la Svizzera, fino ad arrivare sulle coste del Nord America. Un rapporto delle Nazioni Unite indicò 65 vittime accertate, più di 4.000 casi di tumore della tiroide nei giovani fino a 18 anni, dati che furono contestati dalle associazioni antinucleariste internazionali, che parlarono di un conto ben più pesante, con una previsione di 6 milioni di morti su scala mondiale nell'arco temporale di 70 anni, contando tutti i tipi di tumori riconducibili al disastro. Tra il 1986 e il 1991 furono 600.000 gli uomini che hanno rischiato la loro vita per eliminare le conseguenze della catastrofe di Chernobyl. Secondo alcune stime, 25.000 di loro sono morti. I primi sono stati i vigili del fuoco, chiamati a intervenire nella notte del 26 aprile per spegnere quello che pensavano fosse solo un normale incendio. Ecco, questo è un po' il quadro di quello che è avvenuto nel 1986. Certamente fu una situazione veramente tragica e quindi
ci ha coinvolto tutto, anche l'Italia, e sarebbe interessante sentire dai nostri ospiti cosa ne pensano, perché fu un momento che tutti noi abbiamo vissuto e che abbiamo capito cosa voleva dire un'esplosione atomica, una reazione atomica di quel genere. Alessio Morosin, allora siamo in Ucraina, ma allora era Unione Sovietica. Ma sicuramente quel fatto ha aiutato molto alla riflessione, anche se poi nella realtà non c'è stata una conseguente attenzione e rispetto per quelli che sono i rischi ambientali che abbiamo anche dall'uso dell'energia nucleare, ma non solo. L'ambiente in genere soffre di una speculazione, di un uso irresponsabile. Pensiamo alle materie prime, alle risorse che non si possono riprodurre poi del sottosuolo, all'uso anche mirato soltanto a interessi economici di certe materie prime, appunto a danno di una ambientale, ma non solo, con le risorse ambientali come azione politica di conflitto, l'uso dell'acqua, la materia prima, l'acqua. Le guerre si fanno per l'acqua, ancora nel 2019. Quindi il tema dell'ambiente in genere è un tema sentito. Purtroppo non è ancora un diritto individuale. C'è stato un primo atto ufficiale nel 1972 con una dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto all'ambiente a Stoccolma, che impegnava le parti ad attivarsi perché l'ambiente era considerato, accanto alla libertà, quindi al diritto alla libertà, un bene prezioso. E dal 1972 ad oggi credo che non sia stato fatto molto, quindi bisogna impegnarsi ancora tanto. Ma questo concetto dell'ambiente, quanto vecchio è? Avevamo prima percezione di cosa fosse l'ambiente? Ma è vecchio quanto l'uomo, perché l'uomo è la componente, diciamo, sì, ma più importante. La percezione della... Direi proprio di no. Direi proprio di no, che non abbiamo mai avuto la consapevolezza della importanza che ha l'ambiente per la stessa sopravvivenza dell'uomo, perché io ricordo Giovanni Sartori, un politologo, uno studioso, che vedeva per esempio un rischio per l'ambiente la crescita a dismisura della popolazione umana. Dice: quando arriveremo a 15 miliardi di popolazione è evidente che l'ambiente non ci può più tenere, e questo aspetto per esempio della crescita demografica è una delle questioni sottovalutate un po' da tutti. Faremo la fine dei dinosauri. Speriamo di no. Cacciavillani, lei che impressione ha avuto quando ha saputo di questa esplosione della centrale nucleare? Sono passati 30 anni e le sensazioni sono un po' appannate. Diciamo che quello che impressiona e che il collega ha appena sottolineato è il fatto che a parlare della difesa dell'ambiente anche per le piazze, riscuotendo un consenso amplissimo, è una ragazzina di 16 anni, perché i nostri grandi scienziati non hanno tempo di perdersi dietro a queste sciocchezze, e quindi i giovani, ecco, ma non lo so, può darsi che qualcosa stia cambiando proprio nella coscienza di questi giovani, perché insomma abbiamo visto le piazze piene di manifestanti in difesa dell'ambiente proprio in quanto tale. Giova sperare, il mio buon Renzo, diceva il Manzoni. Ma gli scienziati sanno quello che fanno? Non lo so se lo sappiano, certo che fanno di tutto per non mostrarlo, di sapere i guai che si fanno. Di non sapere quello che stanno facendo. Ecco, sì, appunto, no, insomma, i progressi della scienza riparano tutto. Marcello Bano. Io... E lei era giovane a quell'epoca? Io avevo 14 anni, però mi ricordo un particolare: mia madre faceva l'orto e mi ricordo che quell'anno là sono state tolte le piantine dell'insalata perché non si poteva raccogliere, perché in teoria pareva che fossero contaminate. Cioè, io ho del ricordo della centrale di Chernobyl, o quello che mia madre ha buttato via tutto quello che c'era sull'orto. Che dire, secondo me da 14 anni non si ricorda, mi ricordo quel particolare.
Ma che dire, secondo me non impariamo niente, nel senso che dal mio punto di vista c'è una consapevolezza diversa rispetto a quegli anni là, perché mi ricordo si buttavano via le bombolette spray, non c'era raccolta differenziata. Oggi c'è una consapevolezza diversa, lo vedo anche sulla sensibilità, giustamente come diceva l'avvocato Cacciavillani, che noi non siamo un'entità a sé stante, ma facciamo parte di un ambiente, di un pianeta e dobbiamo rispettarlo il più possibile, quindi ben venga le campagne che stanno facendo i giovani, perché quello che a me sta piacendo che la campagna di sensibilizzazione avviene soprattutto dai ragazzi giovani. Non dovete prendere quei prodotti là, non dovete comprare la plastica, e dopo viene trasferita a noi che facciamo amministrazione. Cioè, io continuo a battere, sono 2 anni che chiedo, per esempio a 90 Padovana, che facciamo la sagra del folpo, di non usare le posate di plastica, cioè, è una roba vergognosa. Usiamo quelle in ceramica che dopo possono essere lavate, ci sono le aziende specializzate che dopo te le riportano pulite, oppure usiamo quelli biodegradabili, monouso, ma ormai siamo rimasti veramente in pochi a utilizzare la plastica, bisogna che sia eliminata, e dopo non possono pensare che comunque noi continuiamo a ripetere gli stessi errori, perché se pensiamo a quello che è successo anche a Fukushima per colpa di uno tsunami eccetera, però ci vediamo. Il rischio è elevatissimo. Esatto, per cosa? Perché magari il costo dell'energia è più basso, perché dopo ruota tutto attorno all'economia. Io mi ricordo sempre, ecco, anche questo mi diceva mio padre, facciamo le centrali nucleari in Italia perché tanto se scoppia quella in Francia le nube arriva sempre qua, però l'energia la paga meno. Sbagliato, per fortuna che in questo paese è stata fatta una battaglia sulle centrali nucleari, infatti noi le abbiamo dismesse, segno evidente che comunque qualcosa abbiamo capito. A un certo punto stavamo per rifarle, se non succedeva Fukushima noi le avremmo, probabilmente saremmo ripartiti ancora con il nucleare, quindi diciamo che l'interesse di alcuni sovrasta l'interesse di tutti. Dopo vedi queste disperazioni qua, perché io ho visto anche i risultati della contaminazione radioattiva indiretta, malformazioni. La roba peggiore non è solo le malattie che tu vai a prendere, il tumore, ma dopo anche le malformazioni che hai sulle generazioni future, certo. Quindi nasci senza un arto, non sono cose simpatiche che ti fanno riflettere e dici, ma scusa, se fosse successo da noi, facciamo un esempio vicino a Roma o a Venezia, qui sul Po c'era appunto Caorso, no? Era in produzione, in costruzione Caorso, quindi, e Caorso diceva lo facciamo vicino al Po perché c'è tanta acqua. È andata bene. Allora, stabilito che una centrale nucleare non si può spegnere come una lampadina, quindi per spegnere ci vogliono mesi, e questa siccità di quest'inverno sarebbe successo qualcosa, no? Mamma mia. Ecco, ma io sottolineerei anche per i nostri spettatori la sua memoria, quella di sua madre, che non voleva raccogliere ovviamente le cose dell'orto perché era piovuta polvere radioattiva e c'era il rischio di ammalarsi seriamente. Passo la parola a Graziano Azzain. Lei che memoria ha di quell'epoca? Anch'io la memoria mi porta un po' a questi divieti, diciamo, no? Queste attenzioni che bisognava porre nel consumare ortaggi, eccetera, quindi i problemi che c'erano in casa da questo punto di vista, ma allora avevo qualche anno in più di chi mi ha preceduto, insomma la cosa che pesava era... non si sapeva bene cosa fosse successo, insomma, cioè voglio dire anche i ritardi nell'allertare, nel comunicare, nel sapere bene, cioè le cose poi a distanza anche di anni, insomma, ecco, quello è un fatto che ha, diciamo, aggravato ulteriormente, diciamo, le cose a danno di popolazioni che pensavano probabilmente che lì le cose fossero molto diverse da quelle che invece erano in realtà, insomma, ecco, questo è.
ed è stato sicuramente uno dei fatti a seguito del quale c'è stato anche un aumento della sensibilità nell'opinione pubblica internazionale, insomma, rispetto a questi temi, insomma, del superamento del nucleare da un lato e di una rinnovata attenzione sui temi dell'ambiente, il fatto del limite anche rispetto alle risorse di cui disponiamo e a uno sviluppo e la grande accelerazione che la nostra economia, il nostro, diciamo, la nostra modernità ha provocato, e con tutto quello che gli va dietro, insomma, no? Alla domanda ma gli scienziati sanno, probabilmente non sanno tutto, cioè voglio dire, le conseguenze, quali sono le conseguenze di determinate cose o gli effetti collaterali su tante cose, per esempio voglio dire anche non so, oggi ci sono gli incroci, i famosi OGM per esempio, no? Allora non so, cosa determinano per esempio, no, nel lungo periodo, no, il consumo di questi prodotti, cioè, voglio dire, questo non è un qualcosa che si sa, che si conosce a fondo, per cui io credo che occorre avere sempre, diciamo, quel principio su cui si deve attestare la ricerca, si deve attestare anche determinate scelte, cioè la precauzione, insomma, no, che dobbiamo avere, eccetera. E dopo dal punto di vista energetico è chiaro che le strade devono essere diverse da quelle del passato, di quelle che si pensava fossero inesauribili e che ci avessero consentito e che ci avrebbero consentito un progresso senza limiti, in primis il nucleare, come adesso per i fossili, eccetera. Occorre andare su strade diverse, insomma, ormai sono sempre più le città che eliminano anche, voglio dire, vanno al superamento del traffico veicolare, delle automobili a benzina, insomma, città anche rilevanti, paesi addirittura che mettono al bando, cioè, per cui insomma si apre probabilmente un'altra fase della vita comunitaria internazionale rispetto alla quale tutti dobbiamo fare i conti per creare quella prospettiva e quel futuro che la giovane Thunberg chiede ai politici di poter fare. Ecco, allora abbiamo fatto questa ricorrenza per fare una sorta di provocazione. Quanto importante è stata questa esplosione, e quanta risonanza ha avuto in tutto il pianeta, no? Ma adesso facciamo una comparazione per i nostri telespettatori. Vediamo in pochi minuti le più grandi esplosioni atomiche in atmosfera, non lasciamo quelle sottoterra perché... E riassumendo tutte, guardate soprattutto l'ultima, che si chiama bomba Tsar, che è la più interessante perché è quella che creò una esplosione tale che ancora oggi non si conosce. Allora diciamo che alla fine questa somma di esplosioni atomiche farà sembrare l'esplosione della centrale nucleare una sorta di petardo. Se la regia ci vuole mandare in onda, vediamolo assieme. Con oltre 2000 test in 70 anni di storia, gli ordigni nucleari rappresentano l'arma di attacco-difesa con la potenza di distruzione più assoluta per una nazione. Oggigiorno gli stati in possesso di tali armi sono 9. Tra i più importanti troviamo Stati Uniti e Russia. Col passare dei decenni, queste armi sono velocemente diventate sempre più potenti e distruttive. L'unità di misura che utilizzeremo oggi per determinare la loro forza è il megaton, dove un megaton equivale all'esplosione di 1 milione di tonnellate di tritolo. Fatta detonare il 4 maggio del 1953, la Castle Yankee aveva una potenza di 13,5 megaton e fu fatta detonare vicino ad un'isola dell'Oceano Pacifico. Per opera degli Stati Uniti, questa bomba ha avuto una tale forza che 4 giorni dopo i detriti arrivarono addirittura fino al Messico, che si trovava a ben 11.000 km di distanza dall'esplosione. Nello stesso anno della precedente, sempre ad opera degli Stati Uniti d'America, esplose quello che fu, fino ad allora, la più grande esplosione americana di sempre. Con un'anticipata esplosione che produsse 6 megaton, ne susseguì un'altra da fissione che scagionò una potenza pari a 15 megaton. La nube nucleare fu talmente grande da raggiungere la stratosfera terrestre. Si estese infatti per ben 35 km in altezza. Tra l'agosto e il settembre del 1962 ci furono una serie di test nucleari per opera della Federazione Russa.
Il totale delle esplosioni furono 78, ma solo 3 di esse ci interessano e si meritano il terzo posto in questa classifica con pari merito. Precisamente i test numero 147, 173 e 174. Fatta detonare vicino ad un arcipelago russo a nord chiamato Novaya Zemlya, produssero esattamente circa 20 megaton ciascuna, un'energia pari da distruggere ed incenerire tutto quello che si trovava nel raggio di 8 km. Ci stiamo sempre più avvicinando al podio e da qui le cose iniziano a farsi serie. Incominciamo col dire che il test 219 è l'ennesimo collaudo nucleare dell'Unione Sovietica. Siamo sempre nel 1962 a Novaya Zemlya. Questa volta però è la vigilia di Natale e quello che sta per esplodere è un ordigno termonucleare che potenzialmente poteva distruggere tutto nel raggio di 9 km, capace di provocare ustioni di terzo grado a coloro che si trovavano invece nel raggio di 75 km. Stesso decennio, stesso superpotenza. L'esplosione della mega bomba Tsar è stata la più potente bomba all'idrogeno mai testata dall'uomo. La bomba fu sganciata dall'Unione Sovietica il 30 ottobre del 1961. Da documenti ufficiali, l'energia sprigionata da questa testata deve aver raggiunto l'incredibile soglia dei 50 megaton. Fu capace di distruggere edifici in legno e mattoni situati oltre 50 km dall'epicentro, arrivando persino a provocare danni ai vetri per oltre 1000 km. Un'agenzia scientifica americana misurò la conseguenza sismica in seguito all'esplosione, determinandone una magnitudo di circa 5, con un'onda d'urto diffusa e percepita in tutto il pianeta. Per farvi capire, in confronto, la bomba usata dagli americani su Hiroshima, 17 anni prima, fu 3000 volte meno devastante. Ecco, vi abbiamo fatto vedere questo ai nostri telespettatori perché ci rendiamo conto che l'esplosione di Chernobyl era una presa in giro rispetto invece a tutte le notizie che non erano state date per le bombe che erano esplose prima, e nessuno purtroppo ha pensato di non mangiare l'insalata quel giorno, perché nessuno sapeva cosa stavano facendo i militari sia americani sia sovietici. E attenzione, quella bomba fu abbassata di potenza perché era di 100 megatoni e fu portata a 50, ma si ritiene che in realtà era stata portata a 30 perché avevano paura, non sapevano quello che succedeva. A 1000 km di distanza si sono rotti i vetri delle case e quindi abbiamo idea di che area di inquinamento ha creato quella e tutte le bombe atomiche. Totale delle bombe atomiche sono 2051. E allora a Chernobyl ci hanno preso in giro, hanno fatto un gran cancan, per carità, io non ci vorrei stare vicino a Chernobyl, ma oggi non abbiamo consapevolezza perché il pianeta sta cambiando la sua fisionomia. Perché io mi ricordo mia madre che negli anni 70 mi diceva il clima sta cambiando da quando è scoppiata la seconda guerra mondiale. E se noi vogliamo immaginare che esplosioni sono state fatte in atmosfera a quell'epoca, abbiamo contezza di quello che è successo al pianeta. Ma non consideriamo solo, noi consideriamo sempre la Terra, ma pensate che la bomba Tsar a che altezza è andata? Vuol dire che così come è esplosa in senso orizzontale per 1000 km, quindi 2000 come diametro, è salita per 1000 km, il che vuol dire che non c'è ancora è finita la attrazione terrestre e quindi quella bomba sta ancora navigando nell'atmosfera e fuori dell'atmosfera. Racconto un aneddoto che è successo a noi. Negli anni nel 97-98 abbiamo comprato le nuove tecnologie, il digitale, telecamere del digitale alla JVC giapponese, e quindi anche di notevole importanza perché avevamo comprato circa 1,5 miliardi di materiale perché si cambiava il sistema della televisione. E arrivò una delle telecamere che aveva nel sensore, si vedeva una sorta di foro, un puntino nero, un neo.
Quindi si riprendevano le immagini, ma dentro, all'interno, c'era un neo. Quindi abbiamo chiesto alla GVC, che cortesemente ce l'ha sostituita nel giro di pochi giorni, e poi l'abbiamo restituita ovviamente alla GVC, che l'ha mandata in Giappone, e i giapponesi naturalmente sono molto rigidi, molto ligi in quello che fanno, volevano capire perché una macchina di quel genere, che è stata collaudata perché ormai costavano decine di migliaia di euro, fosse uscita dall'azienda senza che se ne fossero accorti di un difetto di questo livello. E dopo un anno, quando ho incontrato il presidente della GVC Italia, Choi, ho detto: ma hai scoperto cos'era quella cosa? Sì, dice, perché abbiamo fatto tutte le indagini possibili e immaginabili e non riuscivamo a trovare l'origine di questo. Poi finalmente ci siamo ricordati che abbiamo inviato, per una questione di rapidità, abbiamo inviato le telecamere via Polo Nord. Quindi dal Giappone, invece di fare la solita strada, ci sono dei voli interpolari. E quindi è arrivato in Germania in tempi, perché avevano delle scadenze, eccetera. E dice: è stato una particella nucleare che ancora c'è al Polo Nord, perché poi per la rotazione terrestre tutto questo inquinamento tende a convogliarsi verso il Polo Nord o il Polo Sud, il Nord in particolare, perché ha anche un'attrazione magnetica. Questa è stata la spiegazione dei giapponesi, che vuol dire che noi, quando andiamo in aereo, corriamo anche un grosso rischio, perché laddove quell'atmosfera, quelle polveri diciamo sottili che sono fuori dalla gravità terrestre, ancora stanno lì e ancora ci aspettano. Quindi l'uomo ha fatto delle cose che non sapeva sicuramente, non poteva immaginare cosa stesse facendo. E questo mi preoccupa molto, perché quando ci danno certezza, ma soprattutto non ci informano delle cose che stanno succedendo, la cosa mi preoccupa molto, non tanto giustamente per questa ragazza che ha 15 anni e si preoccupa del suo avvenire e di quella dei suoi figli, ma io credo che ci sia una certa disinformazione, perché se la gente viene informata, la gente si difende e non possiamo affidare soltanto ad alcuni la possibilità di fare i nostri interessi. Chi fa bene i propri interessi li fa anche per tutti. Certo. Beh, comunque sicuramente negli ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza per quanto riguarda appunto l'utilizzo delle centrali nucleari, anche la Germania ci sta un po' ripensando, insomma ci sta camminando in una direzione diversa. Certo che quegli anni erano gli anni particolarmente, come dire, negli anni della guerra fredda, insomma, erano gli anni della corsa agli armamenti e i test nucleari erano veramente tanti, non solo russi e americani. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra pagina della ricorrenza storica. Adesso un breve break pubblicitario, ma per i telespettatori a casa, tra poco parleremo di questa autonomia, se ne parla tanto. Si è votato ormai un anno e mezzo fa, il 22 ottobre del 2017, e siamo ancora in attesa. A tra poco, dopo la pubblicità.